20° anno di fondazione del Milan Club di Pieris, che in un certo senso rappresenta il capoluogo dell'Isontino per quanto riguarda... Sì, siamo il club più numeroso, più attivo dell'Isontino, ecco. Siamo i più vecchi. I più vecchi, anche se siamo i più giovani. Portati bene. Sì, portiamo bene. Senta, la risposta del pubblico c'è stata, i milanisti e non, anche simpatizzanti, non proprio tifosi al 100%, hanno partecipato da tutta la regione, questo va sottolineato. Sì, non solo dalla regione, perché noi abbiamo amici del Veneto, qui abbiamo amici dal Piemonte, Moncalieri, abbiamo un po' amici dappertutto, perciò vuol dire che ci facciamo voler bene. Voglio approfittare di questa intervista per ringraziare anche Telepordenone e Videoregione della presenza che ci onora ogni volta che facciamo una manifestazione. Festeggiato è Lorenzo Buffon, tra pochi giorni 83 primavere si dice, però nel 1949... Ho esordito nel Milan e avevo 20 anni, perché adesso ne ho 83 al 19 dicembre, sono arrivato dal Portogallo al Milan e dopo 6 mesi ho avuto la fortuna di giocare in prima squadra. Avevo 4 portieri davanti, 3, Milanese, Bardelli e l'altro non mi ricordo, sì, è passato 60 anni. E poi l'anno dopo ho venduto tutti i portieri e ho fatto 10 anni al Milan. Anticipo, non si dovrebbe dire, però le facciamo i nostri personali auguri per i prossimi 83 anni. Grazie e sempre forza Milan. Sicuramente.